Buonasera, vi chiedo cortesemente di prendere posto. Prima di iniziare volevo dare due informazioni. L'incontro di questa sera, oltre a darvi 2 crediti formativi, per chi è coordinatore della sicurezza o RSPP o RSL, dà anche dei 2 crediti per l'aggiornamento professionale della sicurezza. Quindi mi raccomando, firmate in entrata e in uscita, poi gli attestati li spediremo come fondazione, come ordine, via mail a tutti quanti. Lascio la parola al dottor Vettore, così possiamo iniziare. Grazie, buonasera. Bene, buonasera, siamo giunti alla 10ª puntata, non di una Via Crucis, non è una Via Crucis, è un percorso molto appassionante, intenso, che si concluderà appunto tra due giovedì con un dibattito, una tavola rotonda, e parleremo un po' anche della città. Oggi invece parliamo di sicurezza. Abbiamo tutta una serie di ospiti di assoluto spessore. La sfida è quella però di declinarla sempre al contesto che ci interessa, che è quello dell'edilizia storica. Quindi abbiamo chiamato l'architetto Antonio Girello, l'architetto Cipriano Bortolato e l'architetto Tocchi, che sì, sarà presente. Eccolo qua. Ecco, prima però di procedere con l'avvio dei lavori, do la parola al nostro presidente di Confartigianato Città Metropolitana di Venezia, Sino Martin, per un saluto, a cui farà poi seguito il saluto del presidente dell'Ordine degli Architetti, architetto Roberto Beraldo. Prego, Siro. Mi dispiace se vengo in piedi. Come preferisce. Perché il mio sarà un saluto e una piccola introduzione molto, diciamo così, confidenziale, visto. Intanto ringrazio Confartigianato della Città Storica, l'associazione, per questa bellissima carrellata che ha fatto sul mondo delle costruzioni, per arrivare poi in questo incontro a parlare di un tema che secondo me è importantissimo, e non solo secondo me, che riguarda la sicurezza. Leggevo oggi sul giornale 2 semplici cose: una proposta del prefetto di mettere un chip sugli elmetti in modo di in qualche modo geolocalizzare sempre chi entra in cantiere, anche se in realtà geolocalizza l'elmetto e non chi ce l'ha in testa. Però poi, e l'altra, ci sarà anche un referendum dove si vuole rendere ancora, diciamo così, togliere quella parte della norma che limita un po' la responsabilità solidale dell'imprenditore committente. Quindi, senza entrare nel merito comunque di queste 2 cose, voglio dire che anche la politica attenziona continuamente il tema della sicurezza. Noi lo conosciamo molto bene, chi è nel settore, cosa succede nella stampa quando c'è un infortunio, quindi ne stiamo parlando da moltissimi anni, le norme si sono susseguite, le modifiche alle norme si sono susseguite, cioè è stato fatto tanto, però secondo me è arrivato il momento di fare qualcosina di più. Cioè dobbiamo capirci se effettivamente la sicurezza nel lavoro, nel mondo delle costruzioni, che siano nuove costruzioni, che siano restauri, che siano recuperi, che siano ristrutturazioni, dove magari è ancora più delicato, è al primo posto, oppure viene dopo ai valori economici della commessa, viene dopo ai tempi di consegna dei lavori, viene dopo alla frequenza, diciamo così, di personale in cantiere, viene dopo a una corretta gestione dei subappalti, di cui io sono favorevolissimo, ma devono essere gestiti in maniera corretta. Finché continuiamo a lasciarla al secondo posto, probabilmente faremo molta fatica a fare meglio di quanto abbiamo fatto fino ad oggi come imprese, come professionisti, come addetti, diciamo così, funzionari della pubblica amministrazione, ispettori o come vogliamo chiamarli, che fanno il loro lavoro e lo fanno benissimo. Io credo che sia arrivato il momento di fare delle riflessioni e io le faccio così con voi velocemente. Quanto tempo si impiega a fare un'opera, a progettare un'opera? Mesi, molte volte anni per l'autorizzazione. Quanto tempo si impiega per progettare un piano di sicurezza e coordinamento? Ore. E il piano operativo? Ore.
Ma allora poi non parliamo del valore economico di un lavoro rispetto all'altro. Bene, bisognerebbe cominciare ad invertire un po' la cosa. Se la mettiamo al primo posto, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere particolareggiato, deve essere un progetto della sicurezza e il piano operativo deve essere il progetto esecutivo. Quindi ci si incontra, ci si trova, si discute, si valuta, si mettono i valori economici. Poi non può essere che la fine dei lavori sia stabilita da un contratto che ha un valore economico, deve essere stabilito da un contratto che ha un valore di sicurezza. Quindi non possono esserci 25 persone in 20 metri quadrati perché c'è il cartongessista, c'è il pittore, c'è l'elettricista, c'è l'idraulico, c'è l'impresa, perché questi aumentano in maniera esponenziale il rischio. Quindi bisogna dare i tempi giusti per poter eseguire un'opera. E i tempi giusti molto spesso nei Gantt, cioè nei programmi che vengono fatti, molto spesso in maniera automatica, non sono effettivamente poi realizzabili, perché a volte, porto sempre l'esempio, il giorno dopo di aver gettato un solaio si prevede di fare le pareti interne, ma la norma dice che devo avere 28 giorni prima di disarmare un solaio. Se non sono 28, sono 21, va bene, ma un giorno dopo non lo posso fare. Quindi si costruiscono le pareti viaggiando in mezzo ai puntelli di un solaio. Questo perché? Perché non si tiene conto di alcune fasi lavorative. Poi l'edilizia è piena di imprevisti. Non sempre è colpa dell'impresa che ci sono gli imprevisti, a volte è colpa di moltissime altre cose. I tempi sono secondo me fondamentali per svoltare ancora una volta sul tema della sicurezza e dare la giusta responsabilità, competenza, riconoscimento economico, riconoscimento di ruolo ai coordinatori. Sono fondamentali, ma se sono sempre subordinati al valore economico dell'opera, ai tempi stabiliti per un contratto che ha valore economico, faranno sempre fatica, a interloquire in maniera positiva con gli organi ispettivi e con le imprese, e invece le imprese è quello che vorrebbero, cioè che venisse capito il cantiere, prima di tutto venisse capito e affrontato sul tema della sicurezza. Dopo, in secondo momento, o contemporaneamente, si pensa anche a costruire bene o male l'opera, però dopo invece prioritario diventa sempre i tempi di consegna, perché devo aprire il negozio, perché devo andarci a abitare, perché i motivi sono tanti, ma invece il primo motivo che dovremmo mettere, se vogliamo fare l'ulteriore passo, è sicurezza. Io vi ringrazio ancora e ringrazio nuovamente l'associazione. Grazie. Bene, funziona? Sì. Buonasera a tutte e buonasera a tutti voi. Allora, prima di tutto ringraziamo l'Ateneo Veneto che ci ospita in questo bellissimo spazio, che è il luogo perfetto per parlare di conoscenza e di competenza nella nostra città. Confartigianato, Camera di Commercio di Venezia Rovigo ed il Cassa Veneto, Soprintendenza Belle Arti, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della nostra città, assieme alla sua fondazione Università UAV di Venezia, hanno organizzato, coorganizzato e patrocinato e sostenuto questo ciclo di conferenze che abbiamo detto essere arrivato alla 10ª tappa, che ci racconta e ci spiega nel dettaglio l'architettura, il patrimonio storico, l'edilizia storica di Venezia, in seno a questo articolatissimo progetto che è Venezia, la cura artigiana della città. Nei precedenti incontri sono stati toccati temi di vario genere che vanno dalla conoscenza, alla competenza rispetto ai caratteri strutturali del nostro patrimonio costruito storico, le murature per esempio, i terrazzi alla veneziana, i legni, finiture di intonaci e così via. Oggi parliamo di sicurezza invece, che è un tema particolarmente rilevante. La città di Venezia, come tutti noi sappiamo, visto che ci lavoriamo e ci abitiamo, è unica per il suo patrimonio così delicato e così rilevante, e spesso, appunto perché sotto i nostri occhi tutti i giorni, non lo indaghiamo e non lo studiamo con la dovuta attenzione. Spesso addirittura Venezia viene vista come area di lavoro nella quale trarre particolari profitti,
visto che i cantieri edili spesso hanno maggiore costo rispetto alla media delle città italiane, ma non è questo l'aspetto su cui concentrarci, perché questi costi, che alle volte non sono costi ovviamente reali nel senso più stretto del termine, sono dovuti alle particolarità morfologiche, alla specificità della nostra città, che quindi deve essere un valore economico, ma deve essere un valore culturale, un valore economico in termini culturali. E per culturali intendo anche dire che la conoscenza storica del nostro patrimonio, tecnica, artigianale e soprattutto di un saper fare che ci arriva da maestranze antiche, delle quali tra l'altro spesso non parliamo neanche più la stessa lingua, né abbiamo la stessa regola d'arte che nei decenni passati era la norma ordinaria. Tutto questo patrimonio di conoscenza, dicevo, rende la sicurezza un tema dominante dei nostri cantieri edili, soprattutto una priorità assoluta. Quindi non solo questa priorità deve essere dei lavoratori, ma deve essere parte primaria della formazione di tutti coloro che agiscono sulla piattaforma del restauro. Quindi, è già stato citato da Ciro Martin, la committenza è, diciamo, alla cima di questa piramide, i professionisti, imprese e lavoratori. I committenti hanno un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza, che spesso, come già è stato rilevato, viene sottovalutato. La committenza ha la capacità di influenzare pesantemente il processo gestionale nel progetto della sicurezza. È già stato anche citato un aspetto rilevantissimo sui tempi del progetto, nel senso che impieghiamo anni a discutere di un progetto, moltissime maestranze tecniche sono coinvolte nella formazione di un progetto, ma il progetto della sicurezza sembra una cosa che facciamo coi software, e molto spesso siamo abituati all'utilizzo di software che producono piani della sicurezza da centinaia di pagine, ma che non sempre sono dei veri progetti della sicurezza. Ma al contempo, anche nel mondo delle opere pubbliche, ma anche di quelle private, ma spesso di quelle pubbliche, succede che i tempi del progetto, della costruzione del progetto, non siano assolutamente coerenti con le necessità del progetto stesso, per cui noi abbiamo appalti milionari in alcuni casi che devono essere realizzati in un tempo simbolico. Questo non vale solo per la sicurezza, in realtà, perché noi viviamo in un paese in cui anche i tempi del progetto in termini generali, quando a noi viene assegnato un incarico, è estremamente contratto, estremamente simbolico in alcuni casi, e costringe a fare delle approssimazioni rimandando al cantiere la risoluzione di problemi, ma la risoluzione di un problema non può prescindere da un progetto dettagliato, quindi risolvere le criticità in cantiere è un processo assolutamente sbagliato. Purtuttavia nel nostro paese anche l'ultimo codice contratti non pone particolare attenzione alla qualità del progetto, oltre a tutti gli altri temi legati alla nostra disciplina di architettura, su cui adesso non entro nel merito, ma finché questa consapevolezza da parte degli appaltatori, che siano pubblici o privati, non cambia, il problema di cui noi discutiamo rimane assolutamente attuale e vivo. Esiste anche tutto il mondo delle committenze private per le quali la sicurezza è un adempimento, e finché noi non riusciamo a veicolare alla committenza privata l'idea che la sicurezza è una parte determinante del progetto, noi ancora continueremo a parlare di problemi e incidenti nei cantieri. Quindi va spostata la consapevolezza anche della committenza, ribadisco, pubblica e privata, in questa direzione. Chiaramente nel nostro caso, ed è facile tra l'altro tra noi dirci che dobbiamo essere formati perché condividiamo quasi tutti, se non tutti, lo stesso punto di vista, però la formazione continua, è essenziale, le normative cambiano, le tecnologie cambiano, la complessità diventa sempre più articolata, e quindi è necessario che tutte le figure
del processo decisionale collaborino, e credo che gli enti, le istituzioni che ho nominato prima, che in questo progetto si ritrovano a collaborare, sia una grandissima occasione di dialogo che non può che accrescere la competenza di tutti noi. Però è importante che questi tipi di dialogo inizino ad uscire anche dalle aule nelle quali ci formiamo e arrivino alle committenze che spesso hanno diciamo il timone, fatte salve ovviamente le responsabilità di tutti noi previste dalla normativa, però è necessario che questa consapevolezza della sicurezza cambi veramente molto. Non mi dilungo oltre, anche perché Ciro Martin ha detto cose assolutamente determinanti rispetto a ciò di cui parliamo, però voglio ringraziare in modo particolare Cipriano Bortolato, Antonio Girello, presidente della nostra fondazione, e Paolo Tocchi, che condivideranno con noi i loro saperi. Naturalmente ringrazio Confartigianato per aver sostenuto questo progetto. Buona formazione. Sì. Chiedo all'architetto Bortolato, Cipriano, se vuole venire. Anch'io faccio una piccola riflessione e ringrazio anche Ciro Martin per l'intervento che ha fatto, perché ha posto l'accento anche sulla responsabilità, e lo dico da coordinatore della sicurezza, su noi professionisti, che tante volte non vediamo riconosciuto il nostro lavoro e la nostra responsabilità e la nostra professionalità. E questo comunque non è da imputare solamente alle committenze, che a volte sono sorde, perché come diceva il Presidente Beraldo, vedono la sicurezza come un obbligo, una cosa coercitiva da dover fare, ma questo a volte anche nasce perché forse tutti noi come professionisti a volte magari cediamo alla tentazione di prendere incarichi con tanta leggerezza anche dal punto di vista dell'aspetto economico. E invece dovremmo cercare proprio noi in primis di spiegare al committente la responsabilità e l'importanza del ruolo del coordinatore della sicurezza all'interno della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda l'incontro di oggi, ci occupiamo della sicurezza all'interno dei cantieri di restauro nella città storica di Venezia, quindi nel nostro centro storico. Prima di dare la parola a Cipriano, con il quale ci siamo coordinati, e anche a Paolo Tocchi, che ringrazio per essere qui oggi tra noi e ci porterà degli esempi concreti di cantieri e di attività svolte, abbiamo cercato di capire quali potevano essere gli aspetti che di solito incidono molto e ci mettono in difficoltà. E quindi proprio la logistica, partendo anche dalle impalcature, dai lavori in quota, e poi dalle soluzioni che devono nascere in fase di progettazione, perché come dicevano prima sia Ciro che Roberto, se il coordinatore viene chiamato 7 giorni prima dell'inizio dei lavori perché ci si è dimenticati che c'è anche la sicurezza, non è più un progetto della sicurezza. Il piano di sicurezza diventa, come diceva prima Roberto, un ammasso di 100-120 fogli sputati da un computer attraverso un programma. Questo io lo contesto assolutamente. Bisogna che i piani di sicurezza siano fatti come viene fatto il progetto, assieme al progettista. E mai questo è proprio importante nel cantiere di restauro, perché non è una nuova edificazione su un terreno spianato. Il cantiere di restauro va pianificato, perché le impalcature e la logistica sono i luoghi in cui il cantiere si sviluppa, ed il cantiere edilizio di restauro è un luogo dinamico che cambia ogni giorno, e quindi bisogna anche conoscere bene quelle che sono le dinamiche del cantiere e le lavorazioni, perché il layout che io posso pensare è un layout elastico, dinamico, che si muove, che cambia e che ospita soggetti diversi, che sono i subappalti. Altro aspetto che noi affrontiamo sempre è quello dei subappalti. Io come coordinatore, per esempio, nei miei piani di sicurezza, d'accordo con i clienti un po' più illuminati, vieto i subappalti di secondo livello. Se scegliete un'impresa, fate subappalti fino al primo livello. Il subappalto di secondo o terzo livello in questo tipo di contratto non è consentito.
avviene già una scrematura. Ma torniamo a Venezia. Ho parlato di lavoro in quota. Uno degli aspetti, Cipriano, faccio finta di fargli la domanda adesso come se l'avessi appena visto, che tante volte noi ci troviamo ad affrontare e a combattere come coordinatori, è una committenza, per esempio, che ci dice: ah, guardi, ho trovato un'impresa che mi fa questo lavoro sulle facciate, me le fa tutte, mi fa il circa 50% in meno. E come mai? Perché non usano le impalcature. Allora, abbiamo visto nel centro storico di Venezia, subito dopo il Covid, nell'euforia dei bonus delle facciate, prima 90, poi 60, adesso 50, fare degli interi condomini in fune. Allora butto lì delle piccole pillole, ma chi si assume la responsabilità di quel lavoro? Perché in un condominio sono state fatte le impalcature e in un altro sono stati usati i lavoratori in fune? Ma non per una manutenzione, per un lavoro esteso. Allora, cari colleghi, per utilizzare il lavoro in fune bisogna fare un'analisi del rischio. Bisogna valutare se quel rischio nel lavorare, nel fare quel lavoro in fune, è maggiore o minore che non montare delle impalcature. E chi la fa questa analisi del rischio? Se c'è un committente illuminato, la deve fare il coordinatore in fase di esecuzione. Quindi se noi siamo chiamati a fare i coordinatori in fase di progettazione e esecuzione quando utilizziamo dei lavoratori in fune, per fare le facciate del condominio così si risparmia il 50%, siamo noi che dobbiamo fare quell'analisi del rischio. E se invece il committente non ha chiamato un coordinatore, chi la deve fare? Il datore di lavoro dell'impresa. In questo caso il committente, attenzione, non c'entra. Le responsabilità ricadono sul datore di lavoro e, se c'è, sul coordinatore in fase di esecuzione. Il committente non c'entra, non è lui che fa l'analisi del rischio. Quindi, partendo da questi presupposti, chiedo un'altra cosa a Cipriano. È stato parlato prima dell'aspetto dell'importanza della sicurezza, della discussione, dello scambio che avviene fra i professionisti e le imprese. Alla fine dell'anno scorso è stato presentato il piano mirato di edilizia regionale del Veneto, dove probabilmente qualcuno di noi ha già ricevuto delle comunicazioni cui doveva poi dare seguito attraverso dei questionari. Se è possibile fare un piccolo inciso su questo e poi partiamo con i cantieri del centro storico. Grazie. Sì, buonasera a tutti, grazie per le domande, ma conoscevo già la risposta dell'ultima. No, nel senso, ringrazio chi mi ha preceduto, Antonio, Roberto, Siro Martin, per le riflessioni che hanno fatto contestualizzando la questione della sicurezza nella più ampia questione del progetto e della costruzione. La questione del piano di sicurezza e coordinamento è importantissima, sì, Roberto, è spesso tralasciata dal professionista per colpa sua, per 1000 motivi che qui conosciamo benissimo e voi forse conoscete meglio di me, che faccio un lavoro diverso dal vostro. Però io ero venuto qui per parlare di lavori a Venezia. Ho iniziato la mia esperienza professionale esattamente qui a Venezia, quando c'era un'ASL piccola veneziana, e io sono nato vedendo i ponteggi e i lavori di restauro veneziani, per poi vedere altre cose, ma sono riuscito a vedere anche il Mose, che non è così un'operetta di modeste dimensioni. Però se il prefetto gli balza, chi mi conosce sa che sono abbastanza diretto nelle mie comunicazioni, se al prefetto gli balza in testa che col chip sul casco si possano risolvere i problemi della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro e nei cantieri, ma mi spiace, perché siamo tutti bravi ad uscire con questi slogan, ma come ricordava prima Antonio,
E stiamo lavorando con quel gruppo che vedete, gruppo tematico regionale edilizia del Veneto, stiamo lavorando dal 2023 per fare cose che spero siano utili a realizzare aspetti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei immobili. Ora, questa presentazione che ho tirato fuori 5 minuti fa, cose di cui non volevo parlare, però un minimo di riferimento a queste iniziative lo voglio fare, perché esiste un gruppo che raduna, oltre agli SPISAL del Veneto, le parti sociali, i datori di lavoro, organizzazioni sindacali. Gruppi tematici di questo tipo attivati dalla Regione Veneto ce ne sono parecchi, ma solo per quello relativo ai cantieri sono stati coinvolti anche gli ordini delle professioni che fanno riferimento al comparto delle costruzioni. Sto andando via di corsa, ma ci siamo tutti, non c'è il prefetto, qualche altro, non lo so, ci siamo tutti, no? A partire dai 9 SPISAL veneti, alle 3 organizzazioni sindacali principali, alle associazioni dei datori di lavoro, ANCE, Confartigianato e via dicendo, più i 4 ordini, architetti, ingegneri, periti e geometri. E ragioniamo su questi aspetti di salute e sicurezza. Il ragionamento non è così semplice, perché queste sono tutte le riunioni di corsa. Il piano mirato serve ad attivare quella parte critica di cui parlava prima Ciro Martin, ma anche Roberto Beraldo e anche Antonio, nel senso che tutte le cose che stiamo facendo, alle quali abbiamo fatto prima riferimento, il PSC, la responsabilità del committente, nascono dalla cosiddetta direttiva cantieri, che è del 92. I più diversamente giovani tra noi si ricorderanno del decreto legislativo 494, ed eravamo nel 96. È da quell'anno che sono iniziate tutte queste cose, e questo mio gruppo, quando ci siamo messi a riflettere su cos'è che non va bene, ci siamo resi conto che buona parte delle cose introdotte dalla direttiva cantieri, quindi dal titolo quarto del decreto legislativo 81, non trovano ancora attuazione. I PSC sono finti, i POS pure, e ricordo a tutti che il PSC è parte integrante del contratto, presupposto imprescindibile per capire che senso ha sta cosa. Patti chiari, amicizia lunga. Patti chiari significa anche che l'impresa, per le cose che gli chiediamo di fare, è pagata, e l'impresa, se è pagata per fare qualcosa, di norma lo fa, no? Di norma lo fa. E quindi però per costringere un committente a tirar fuori soldi ci vuole un ragionamento che dica: devi spendere di più perché questa cosa, devi spendere il giusto, non di più, perché questa cosa va fatto in un determinato modo, e questo determinato modo ha dei costi. Li mettiamo nel contratto, regole, lo sottoscrive non tanto il coordinatore per la progettazione, lo sottoscrive il committente e l'impresa affidataria. Patti chiari, amicizia lunga, questo è il senso del contratto. Ora, per attivare, per stimolare questi meccanismi previsti dalla norma, abbiamo pensato di fare una serie di iniziative in modo da fornire liste di autocontrollo ai committenti, ai responsabili dei lavori, ai RUP per quanto riguarda l'ambito pubblico, liste di autocontrollo per capire: ma stiamo facendo esattamente quello che ci chiede la legge? E chi ha provato ad applicare queste checklist si è accorto che molte cose manco le conosceva, e quindi speriamo di aver stimolato una riflessione e le conseguenti azioni in questo modo. Ma non ci siamo limitati a questo, a molti committenti, li vedete i numeri per le varie ASL del Veneto, ma più che i numeri, insomma, sono stati inviati e compilati più di 1000 questionari con una distribuzione territoriale. Quella che vedete a destra in lilla è riferita ai questionari somministrati ai committenti, quella centrale ai coordinatori per la progettazione,
quella in verdolino ai coordinatori per l'esecuzione, cioè capite che questa è un'azione che si distribuisce a 3 diversi soggetti, che riguarda l'intera regione del Veneto, e quindi il questionario richiede una riflessione ulteriore, scusate, da parte dell'invitato, cioè il committente, il coordinatore di progettazione e il coordinatore per esecuzione. Se non rispondono nei tempi previsti vengono sollecitati, è un questionario online, spero che sia capito. La risposta viene esaminata, se questo ha risposto abbastanza bene si archivia. Se c'è necessità di capire ulteriormente cosa sta combinando, una richiesta documentale, a volte li abbiamo incontrati, a volte si è fatto un sopralluogo, ma qui quando vedete il campo nero, grigio, è andato ancora bene. A conseguenza di questa valutazione, eventuali azioni, ulteriore archiviazione o azioni di miglioramento rispetto alle verifiche sulle imprese, per esempio, rispetto al PSC, al fascicolo dell'opera, questo è sconosciuto, oppure gli atti che siamo chiamati a compiere, quindi gli atti di prescrizione, le sanzioni. Però il percorso della risposta è un percorso che finisce in linea di massima in modo positivo per tutti. In caso di mancata risposta si cerca di capire perché non ti hanno risposto, il questionario è andato nella spam delle email, ecco, questa è una risposta che potete dare, non ho visto niente, forse è andato nelle spam, però adesso che ve l'ho detto, quando ci direte così ci sarà il sopralluogo. L'eventuale sopralluogo o un sopralluogo mirato rispetto alle carenze evidenziate dalla compilazione del questionario e via. Cosa abbiamo scoperto? Non abbiamo scoperto nulla, perché sono cose che avevamo già abbastanza in mente. Ci sono grosse incongruenze sull'applicazione degli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione, i PSC sono fatti male, e i fascicoli sono fatti, forse non sono nemmeno fatti, e l'impresa affidataria ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda le questioni di salute e sicurezza sul lavoro, e gli adempimenti e le verifiche che i committenti devono fare e le risposte che le imprese affidatarie devono dare ai committenti rimangono carenti. Però con tutta questa operazione possiamo anche mettere in luce degli aspetti positivi. Siamo riusciti a coinvolgere questi attori, no, quelli riferiti al capo primo del titolo quarto, quindi committente e i 2 coordinatori. È stata un'occasione di confronto e di coordinamento anche con grosse stazioni appaltanti, perché possiamo anche immaginare con una certa facilità che il committente privato ovviamente non abbia le risorse di vario genere per comprendere bene quali sono i propri compiti, i propri obblighi, ma con grossissime stazioni appaltanti che si scordavano interi pezzi di decreto legislativo 81 di titolo quarto. E quindi è stata l'occasione per richiamare e quindi ricondurre in un giusto alveo queste 3 figure, ma anche un'occasione di autocontrollo per tutti. Questa cosa qua, dopo ve lo ripeterò, vabbè, questo lasciamolo stare, ma sono i questionari, le risposte ai questionari, ecco, volevo dire questo, dopo chiudo con questa parte qua. È stato attuato a partire dall'aprile del 2024 il piano mirato di prevenzione edilizia qui nel Veneto, continuerà nel 2025, la mia idea è di farlo continuare per sempre. E finora abbiamo coinvolto le figure interne all'ambito della committenza, ci vogliamo spostare anche, ma in modo complementare, sulla figura dell'impresa affidataria e vogliamo trovare strumenti ulteriori per agire sulle imprese esecutrici, sui subappalti, e per capire cosa di tutto ciò rimane sotto all'elmetto del lavoratore non appiccicato, no? Troveremo i modi, ma dal punto di vista
sto cercando di fare estrema sintesi su questo argomento, nel senso che fino a 2 anni fa il controllo che faceva l'organo di vigilanza nel cantiere era il controllo classico per il quale sono diventato famoso, no, nel senso che entriamo al cantiere, se c'è qualcosa, se va tutto bene ottimo, se ci sono problemi le contravvenzioni e via dicendo. Quando abbiamo contato i cantieri controllati il 31 dicembre del 2024, abbiamo contato sia i cantieri nei quali ci siamo andati facendo il sopralluogo, sia i cantieri controllati con questi nuovi strumenti. Quindi una forma complementare e che si caratterizza per un contesto preventivo e non sanzionatorio. E sono 30 anni e passa ormai che faccio questo lavoro e 30 anni e passa che facciamo sanzioni, non è che le cose siano così cambiate. Proviamo ad adottare nuovi strumenti e qui finisco con questo... Ecco, con questo mentre Cipriano cerca le fotografie dei cantieri, sì. Volevo un attimino dire 2 cose per tranquillizzare un po' tutti, Cipriano. Nel senso, pensavo di io ho partecipato come rappresentante degli ordini regionali al piano mirato di prevenzione in edilizia e attenzione, non si tratta di un sistema di tipo coercitivo, è un sistema che deve cercare di insensibilizzare tutti noi ed aiutarci anche nei confronti della committenza. Pensate alla committenza quando gli arriva la comunicazione dello Spisal che gli chiede informazioni in merito all'incarico dato al coordinatore della sicurezza e alla verifica dell'idoneità tecnica e professionale. In qualche maniera dobbiamo cercare di raggiungere questa committenza, il cittadino utente, e spiegargli queste cose. Quindi non è uno strumento nato per fare sanzioni, ma è uno strumento nato per sviluppare delle riflessioni. Come vi ha spiegato Cipriano, ci sono successivi sopralluoghi in cui si chiede anche di mettere a posto le cose, dopodiché se le cose continuano ad andare male, viva Dio, sì, intendo dire... No, i sopralluoghi sì. A volte no, la sì. gran parte di queste cose qua si concludono dal nostro punto di vista con la compilazione e la nostra verifica del questionario. Stop. Ma sì, invece hai fatto bene a ricordare questo aspetto, perché poi mi sfuggono alcuni elementi. Lo scopo delle liste di autocontrollo e dei questionari rafforzate dei questionari che noi inviamo è proprio quello di stimolare i coordinatori ed è forse più facile, ma i committenti si devono rendere conto che c'è un problema salute e sicurezza sul lavoro. Un po' colpa anche dei professionisti che risolvono troppo i problemi del committente senza fargli sapere che c'è una questione salute e sicurezza sul lavoro. E invece il fatto di dire al committente compilami un questionario, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, hai verificato se i costi della sicurezza sono stati trasferiti dall'impresa affidataria all'impresa esecutrice. Saranno 10 cose che il committente deve fare, ma deve rendersi conto che lui ha un ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non se ne può infischiare. Okay? Ed è stato proprio uno degli elementi che ci ha spinti ad adottare questo sistema. Ma parliamo di Venezia. Ultima cosa, visto che l'hai messa fuori, no, perché serve, è uno scambio a questo momento in cui ci si incontra tra coordinatori e tra organi di controllo. Ha parlato di costi della sicurezza, non oneri, quelli nei piani della sicurezza sono costi. Attenzione, i costi della sicurezza, voi sapete, non devono mai essere espressi a corpo, ma a misura e con dei prezzi. Attenzione, perché per le opere pubbliche ultimamente le imprese incominciano a chiedere: se il progetto è stato fatto, come diceva Siro, nel 2022 e il cantiere parte nel 2025, io voglio un aggiornamento dei prezzi che riguarda anche i costi della sicurezza. Quindi attenzione quando fate i costi della sicurezza, perché dovete farli utilizzando un capitolato riconosciuto e non prezzi a corpo o a sentimento. Seconda cosa, attenzione nei costi della sicurezza, perché le imprese, quelle più strutturate, incominciano a fare nel pubblico anche le riserve nei costi della sicurezza. Bene, vediamo i cantieri. Bene, allora questa è Venezia. Questa è una foto scattata, penso all'1:15 di oggi, nel senso che ero qui che lavoravo in regione ai Tre Ponti.
spero che non sia vostro, spero che non sia vostro, ma in pausa pranzo ho detto, ho pensato, dov'è la vite che sostiene questo affare qua? E ho detto, vediamo di cosa stiamo ragionando. Ora non prendetevela, spero non sia così riconoscibile, acqua, cioè, a cielo e rete sul ponteggio. E chioggia, sì, e chioggia. Ma abbiamo un ponteggio attorno ad una copertura, sarà servito per la facciata, ma forse serve anche alla copertura. Siamo in quest'angolo qui, se io guardo quest'angolo e da qua si va giù, ma anche il salto tra la copertura e questo è l'impalcato sottostante è bello abbondante. Ora chi conosce i responsabili di questi cantieri hanno tempo 3 giorni per sistemarli. Anche questo penso siano riconoscibili i frari qui. Ora vedo, ma poi attenzione che il cantiere visto da sotto così non dice nulla, a volte il cantiere è bellissimo visto da fuori, è bruttissimo una volta che ci sali e che lo percorri, il cantiere è bruttino visto da fuori, magari dopo quando lo frequenti è già più sicuro, ma insomma questi salgono, c'è una protezione sul tetto, ma appena sono oltre questi 3 elementi di parapetto cosa succede? Questo, poi altre foto le ho cercate di corsa sul mio immenso archivio fotografico, quindi forse qua non dovete allertarvi su alcune di queste foto. E su questo, sì, spero sia Venezia, sì. E li vediamo che usano le funi, dopo interveniamo. No, solo per dire che sono un po' questi i temi che vorrei affrontare con voi oggi. Torno un attimo indietro perché ci sono anche alcune novità normative. Quindi vorrei parlare di parapetti e di ponteggi utilizzati a protezione dei lavori svolti sulle coperture. E iniziamo con i parapetti. Questo non è Venezia, Marghera. Il discorso che facevo prima, molto probabilmente questa roba qua vista dal basso può anche dar adito ad un'immagine favorevole del cantiere. C'è un parapetto tutto attorno al tetto, ma poi qua non c'è nulla, qui le tavole sono chiodate a metà, ci appoggiamo, abbiamo l'invito per scendere giù. Qui forse l'elemento protettivo sono gli aghi anti-piccione. Qui siamo a Mogliano Veneto, ma non la voglio commentare. Questo è il ponteggio come lo conosciamo, corrente superiore, corrente intermedio, tavola fermapiedi, 1 metro. Non mi dilungo perché voglio arrivare al succo della questione. Ponteggi in legname, voi vedete qui, ora chiedetevi, non vi faccio il racconto di a cosa serve sta roba qua, vi dico solo che tutto attorno bruttino, ma c'è un ponteggio. Qui invece hanno pensato di fare un parapetto in legno. Io quando vedo questi parapetti guardo cosa c'è oltre al parapetto, mi assicuro che non ci sia nessuno sotto, mi giro e come un mulo tiro un calcio. L'esito di questo calcio nel 90% dei casi è questo. Quindi in sintesi questi hanno rischiato nella realizzazione del parapetto e rischiano poi quando si muovono su questo solaio. Ci andava un ponteggio. Qui è il padiglione Iona, rifatto ospedale di Venezia. Qua c'è un parapetto in legno, questo lo posso spingere quanto voglio e non andrà mai giù. Non è che non si possono fare, vanno fatti quando sono necessari e vanno fatti rispettando la buona regola. Parapetti prefabbricati, problemi infantili, non mi hanno comprato il Lego. Ma c'è una norma sui parapetti, non quelli che abbiamo costruito come abbiamo visto prima, in legname, eccetera, dove la norma dice solo che devono essere robusti senza dare ulteriori indicazioni. C'è una norma che quando compro un parapetto prefabbricato,
e ho una certificazione che mi riconduce a questa norma. La classificazione suddivide i parapetti in 3 classi, una classe A per la protezione di aree di lavoro orizzontali o inclinate fino a 10 gradi, classe B fino a 30 gradi, classe C fino a 45, dopo non vi spiego le ulteriori considerazioni. Sì, no, invece ve le spiego. Perché vedete, con la classe C posso muovermi su una superficie inclinata a 60 gradi, di 60 gradi, e con un parapetto qui giù che provo anche così a evidenziare, no? Perché se questi sono 5 metri, questo sarà 1 metro. Ora l'omino che si trova a muoversi su una superficie inclinata di 60 gradi, molto probabilmente non riesce a stare là con le sue capacità di equilibrio, no? Sarà forse legato da qualche parte. Perché allora se è legato? Perché continua a metterci il parapetto. Continua a metterci il parapetto perché non cadono solo gli uomini, ma cadono anche gli oggetti, le cose, le attrezzature, i materiali. Quindi questo parapetto serve a impedire la caduta. Ora, quando noi ragioniamo in termini di opere provvisionali, e questo ragionamento è molto più rilevante in un contesto storico come quello veneziano, dove non sono in un cantiere isolato, ma sono in un cantiere dove penso il 90% delle volte ci passa gente, quindi devo tutelare sia il lavoratore che sta in quota sia chi ci sta sotto. Diremo che qui a Venezia siamo un po' più bravini che in altri contesti, in realtà questi aspetti sono stati affrontati nel tempo e anche consolidati nella consuetudine dei lavori che si fanno. Il parapetto di classe A lo vediamo qui. Vabbè, non vi faccio troppe storie, questa palla, questa sfera non può essere inferiore ai 47 cm, quindi gli oggetti di dimensioni minori di 47 cm non devono poter cadere verso il basso. Questo dal punto di vista geometrico. Vi faccio notare che sia per la classe A, per la classe B e per la classe C l'altezza minima è 1 metro. Ora, dicevo prima, più di 30 anni che faccio questo lavoro, fino all'anno scorso non avrei saputo dirvi quant'è un'altezza adeguata di un parapetto. Adesso ci riusciamo, ma ci arriviamo dopo. Guardiamo rapidamente assieme chi ci vende questo parapetto, cosa ci garantisce. Ci garantisce che tiene un carico di 1,25 kN verticale, in questo modo. Sono 125 kg per i meno ingegneri tra noi, e un carico di 0,30 kN, sono 30 kg, e garantendo un massimo di flessione di 55 mm. Quindi io spingo questo parapetto con 30 kg e questo si sposta per 5 cm e mezzo. Ora, quant'è 30 kg? Sono io che spingo quel parapetto con tutte le mie forze. Qual è la funzione di questo parapetto? La funzione di questo parapetto è di tenere uno che si appoggia, uno che camminando inciampa e va addosso al parapetto, di certo non tiene uno che prende la rincorsa da quella parete e va contro il parapetto che si trova su quest'altra parete. Quindi è una cosa comunque provvisoria. La classe B, dicevamo da 10 a 30 gradi, vedete che l'altezza minima rimane di 1 metro, però il foro viene ridotto a 250 mm. Lo proviamo scagliandogli contro quella massa di prova che pesa 100 kg, e questo parapetto si può e si deve deformare, non si deve rompere, il carico deve essere trattenuto. Quando siamo nella classe C, quindi la classe C, scusate, devo tornare un po' indietro, la classe C era da 30 a 45, ma anche a 60 gradi di inclinazione, lo spazio libero si riduce a 10 cm. L'altezza minima sempre di 1 metro, dopo non dovrebbe mai passarci una sfera più piccola di 2 cm tra la superficie di lavoro e la tavola fermapiedi del parapetto. La prova la facciamo
facendo rotolare da un'altezza di 5 metri un cilindro che pesa 75 kg, che impatta sul parapetto e deve essere trattenuto. Non vado oltre perché sennò non finiamo, ma questo ragionamento sui parapetti, vi faccio vedere solo questo film, no, non è veneziano, faccio vedere questo. Va in contrasto sulla parete sottostante. Ora, questo è bello, questo del quale vi ho fatto vedere il filmato, è bello, ma ne vendono altri che sembrano, che sono uguali identici, non ricordano all'acquirente la funzione di quella staffa che trattiene tutto, ma dicono che deve essere appoggiato su una grondaia fatta secondo la norma UNI vattene a pesca delle grondaie. Io credo che nel territorio nazionale non ci sia una grondaia fatta certificandola rispetto a questa norma UNI. Ok? Quindi facciamo bene attenzione quando acquistiamo queste cose, perché questi sono facili da montare, facciamo presto, mettiamo in sicurezza la copertura, però bisogna essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Voglio andare ai ponteggi. Voglio andare ai ponteggi e ai ponteggi utilizzati attorno, no, nemmeno, voglio andare ai ponteggi e ai ponteggi, vedete ponteggi in legname da qualche parte? Vabbè, non importa, ponteggi e coperture, magari sono qua. Ponteggi e coperture, ma c'è un articolo 125 che è riferito ai ponteggi in legname. I ponteggi in legname, lo ripeto che sono più di 30 anni che faccio questi lavori, non li ho mai visti, se non un modellino che ho trovato andando a fare una lezione a Pomezia, a sud di Roma, in una scuola edile dove avevano un bel modellino. Ma vi invito a leggere con me l'articolo 125 che recita: l'altezza dei montanti deve superare del meno 1,20 m l'ultimo impalcato. Stavo parlando dell'ultimo impalcato del ponteggio. Ora, quando è scritto così, come dobbiamo leggere in italiano questa roba? Quanto deve essere alto il parapetto? Il parapetto continua ad essere alto 1 metro. Attenzione, adesso abbiamo la concorrenza che vi viene in cantiere, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e vi dirà che l'ultimo parapetto deve essere alto 1,20 m, ma noi qui leggiamo l'altezza dei montanti deve superare il 1,20 m, non l'altezza dei parapetti, che in tutto il decreto si limita a 1 metro per il momento. Ma perché è interessante questo articolo? Perché, ed è una cosa che è stata aggiunta una quindicina di anni fa, dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti a tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato. Cosa significa sta cosa qua? Significa che se io ho il mio tetto e qui fuori ho il mio ponteggio, questo parapetto serve esclusivamente al lavoratore che sta qui e non al lavoratore che sta sul tetto. Questo qua no. Ok? Qui perché? Perché non ha adeguate, questo parapetto, ma anche questo impalcato, non hanno adeguate caratteristiche di resistenza per resistere alle sollecitazioni di
un grave che cade e investe il parapetto o l'impalcato. Cosa dice questa circolare del Ministero del Lavoro? Dice che possiamo continuare a utilizzare i ponteggi a protezione, a controllo della caduta dall'alto attorno ai tetti, se facciamo un calcolo apposito. Il calcolo apposito lo può fare un architetto o un ingegnere iscritto all'albo. Ora, è uscita nel 23 questa norma UNI 11.927. Quando vi parlo di norme non vi parlo di cose obbligatorie, ma di cose volontarie. E quindi oggi c'è la possibilità per i costruttori di ponteggi di aderire a questa norma e di ottenere un ponteggio autorizzato dal Ministero del Lavoro che ha caratteristiche tali per essere utilizzato senza quel calcolo ulteriore attorno alle coperture. Io vorrei con voi vedere rapidamente la norma senza leggere nulla, ma sto andando troppo di corsa. Al limite dopo abbiamo molto di cui parlare, ma facendovi vedere questo disegnino. Questo disegnino dove vediamo il lavoratore sopra al tetto, però diamo alcune definizioni. Quindi questa è la superficie di lavoro, questo è l'ultimo impalcato, questo è il parapetto, l'impalcato sottostante, l'ancoraggio, un altro ancoraggio ancora, ma vi invito a fare attenzione a questa linea che la norma chiama filo esterno della superficie di lavoro. Allora questa è la superficie di lavoro, questo è il filo esterno della superficie di lavoro. Questo è un piano virtuale, no? Che traccia un piano virtuale che si adagia sulla superficie di lavoro ed è verticale rispetto all'orizzontale. Proviamo ad andare un attimo avanti. Ora, la norma dà alcune regole che qui a Venezia forse non sono così praticabili, visto che di solito non ci troviamo con un edificio, con una cornice di questo tipo, però insomma la norma ci orienta e ci fa capire come impostare il problema e la sua soluzione. Allora dice che il montante interno del ponteggio deve stare oltre la linea che definisce la superficie di lavoro, oltre questa linea, e lo vediamo qui, è rappresentato con questa freccia. Ora qui vedete una tavola fermapiedi rappresentata con un'altezza di 15 cm, in realtà la norma italiana vuole i 20 cm per la tavola fermapiede. Perché l'ente normatore mette 15 cm? Perché in tutta Europa la tavola fermapiedi fa 15 cm, quindi per non andare subito in contrasto con una possibile norma europea di questo tipo si sono tenuti sui 15 cm. Poi se la legge dice 20 vale la legge, però insomma qui trovate scritto 15, ma non ci dobbiamo preoccupare di questo. Dobbiamo preoccuparci invece, occuparci di questa dimensione che è di 60 cm, che è la dimensione utile al passaggio della persona. Quindi io devo avere tra il mio ponteggio e tutti gli altri ostacoli costituiti dall'edificio almeno 60 cm. Torno indietro perché ma forse nell'immagine successiva ci capiamo meglio ancora. Quindi abbiamo qui la linea, il piano, no? che definisce la mia superficie di lavoro. Cosa facciamo? Prendiamo invece la superficie di lavoro, questo piano lo trasliamo di 95 cm, poi ricerchiamo l'intersezione con questa delimitazione, e l'intersezione è esattamente questo punto qui. Tracciando la proiezione del piano orizzontale, cosa individuiamo? Riusciamo a individuare l'altezza del mio parapetto, che adesso ve lo ridisegno qui.
È chiaro che, ecco a cosa serviva questo, no? È chiaro che aumentando l'inclinazione o riducendo l'inclinazione del piano, della falda della mia copertura, quella linea rossa si sposta sempre più in alto e finalmente sappiamo quanto deve essere alto un parapetto. Ora, adesso vi parlerò di quali saranno, di come determiniamo anche le sollecitazioni di questi parapetti, però già dal punto di vista geometrico sarebbe opportuno che i parapetti che circondano quegli edifici che abbiamo visto prima avessero un'impostazione di questo tipo. Adesso me la 11.927. 11.927. Cioè, tu non puoi pensare che io ricordi a memoria. C'è lui? Va bene. Cosa devo dirvi ancora? L'altro aspetto, sempre anche in riferimento alle immagini, no, che abbiamo fatto scorrere all'inizio di questa parte del nostro incontro, l'altra questione è che rispetto a questo punto la caduta deve essere contenuta entro i 50 centimetri. Quindi cado, faccio un salto che non deve superare i 50 centimetri. Questo sta scritto dal 1956, nelle costruzioni edilizie, verso il vuoto non devo fare salti superiori ai 50 centimetri, mentre nelle opere provvisionali, dopo se ci avanza il tempo torna indietro, vi ripeto questo discorso, sono 2 metri la misura alla quale fare riferimento. Ma se poi guardiamo meglio questo disegnino, vediamo qui la sezione degli elementi del parapetto che non devono mai far passare una sfera più piccola di 10 centimetri. Mentre quando abbiamo parlato del parapetto prefabbricato avevamo prima 47, 25, 10, in ragione dell'inclinazione del tetto, qui non c'è. Anche sul tetto piano, dice la norma, la trasparenza, la traversabilità del parapetto deve sempre contenere una sfera inferiore ai 10 centimetri. Come si risolve questa cosa? Mettendo tubi uno attaccato all'altro? No, basta una rete di sicurezza. Ok? E come li proviamo? Non noi. Come li prova il produttore di ponteggi che vuole aderire alla norma di cui Antonio ricorda il numero, e che poi queste prove e queste verifiche saranno validate dal Ministero del Lavoro, che mette il timbro sul libretto del ponteggio, sull'autorizzazione ministeriale che continua ad esistere. E quindi la solita massa di prova, il campione di prova viene scagliato con un'inclinazione di 65 cm, sono 100 kg che impattano sul parapetto. Ma attenzione, questo che chiamano sacco sferoconico, qui cosa deve accadere? Questa volta, contrariamente a come avevamo impostato il ragionamento per i parapetti prefabbricati, ma è una norma che sta cambiando pure quella, ma invece qui cosa viene detto? Esattamente il contrario, quasi il contrario di prima. Viene detto che l'inflessione minima nel punto in cui il sacco urta deve essere almeno di 10 centimetri, e non di meno. Perché? Perché questo elemento deve potersi deformare in modo da assorbire l'energia dovuta all'impatto. Perché se io cado, rotolo giù da una superficie inclinata a 60 gradi e vado a sbattere contro una parete rigida, mi faccio comunque male. Ora, è facile anche fare questa affermazione, ma dove trovo il montante, un montante deformabile,
per il momento non l'abbiamo ancora inventato. E quindi dice il normatore, l'intenzione è quella che il requisito di inflessione pari a 10 mm minimo dovrebbe essere applicato ad ogni parte del sistema, nel punto in cui il sacco urta il ponteggio. Però lo stato dell'arte ritiene che non sia praticabile applicare il requisito di inflessione ai montanti o a parti adiacenti, ovviamente. Però, insomma, se uno nella sfortuna della caduta ha la fortuna di incontrare il parapetto in mezzeria, forse si lamenta un po' e non si fa tanto male. Se becca il montante si fa male, se non c'è nulla di tutto ciò muore. No, dobbiamo avere in mente questi aspetti. Quindi dobbiamo cercare di fare queste cose bene. Ora andiamo un pelo avanti, dopo cerco di trarre le conclusioni, perché l'altra prova, le prove sono due, l'altra prova è quella di immaginare una superficie inclinata ai 60 gradi, di scagliare di lasciare rotolare giù il solito cilindro che pesa 75,5 kg, che è lungo 1 metro, ha un diametro di 300 mm, questo qua impatta contro il sistema di parapetto ma anche contro l'impalcato, e qui cosa abbiamo? Abbiamo 2 ancoraggi e abbiamo delle basette, ma questi segmenti rossi che ho provato a disegnare sono delle celle di carico. Cos'è la cella di carico? È un dispositivo elettronico che mi permette di misurare le sollecitazioni in questo punto e in questi altri punti, quindi quanto viene sollecitato l'ancoraggio, quanto viene sollecitato il punto di base o di innesto di questa parte del ponteggio al resto del ponteggio. Quindi no, cosa desumiamo da questa cosa? Che un oggetto, una persona scivola lungo la copertura, impatta il parapetto non lo deve lasciare, non può essere attraversato, il parapetto, uso un termine che non è ingegneristico, deve essere morbido, ma il tutto non si deve ribaltare, quindi deve essere efficacemente ancorato e appoggiato. E allora cosa ne desumiamo? Che nei libretti di questi ponteggi ci sarà scritto: guarda che gli ancoraggi che metti devono, ma soprattutto le superfici alle quali ti ancori, devono resistere a queste specifiche sollecitazioni, e gli appoggi, o comunque tutto il ponteggio, deve resistere a queste specifiche sollecitazioni. Ora questa roba qua forse la leggiamo. Il ponteggio deve essere corredato del manuale, in particolare deve includere i carichi imposti alla facciata, cioè io quando acquisto il ponteggio nel manuale mi dicono quali sono i carichi imposti alla facciata e i carichi sulla fondazione delle basette del ponteggio. Ora questi sono strumenti, ma io direi soprattutto le indicazioni geometriche, dove non dobbiamo diventare matti, che dobbiamo applicare di default, nel senso che così la buona regola vorrebbe un parapetto a Mestre, a Venezia, a Dolo. E sulla questione di quanto deve resistere questo ponteggio andremo all'ingegnere o dall'architetto. Adesso Presidente mi lasci dire, andate da un ingegnere. Ok, c'è qualche architetto che lo sa fare, però insomma non mi sentirei di estendere troppo sta cosa, ma per dare ragione, no, delle considerazioni che ho appena fatto. Adesso mi arriverà un richiamo dall'ordine sotto consiglio di disciplina. L'INAIL, ma ancora molti anni fa, ha fatto queste prove e le vedete, ma insomma perderemo troppo tempo. Però questo è, non siamo a Venezia, ma è l'impresario che vive vicino a casa mia, che siamo coetanei, ci conosciamo per tradizione, e che è uno che nel suo cerca anche di metterci impegno.
E questo, sapete cos'è un barco? È un barco, l'annesso rustico è un barco, è un abuso edilizio. Sì, no, è una roba, dopo diventa la casa del figlio del committente, ma tralasciamo. Ma allora, ha risolto il problema dei 10 centimetri con la rete di sicurezza, ma vi sto facendo vedere questa immagine, perché qui sopra ci andrà un tetto poi, no? Ha risolto questa questione della trasparenza del parapetto con la rete di sicurezza. Vedete qui il sottoponte, ma anche la norma, scusate, non ve l'ho detto, ma anche la norma vuole un ancoraggio ad ogni stilata. Ogni montante o sistema di telaio vuole un ancoraggio. Noi siamo abituati che se il ponteggio è nudo mettiamo un ancoraggio ogni 22 metri quadrati, ogni 6 moduli di facciata, 3 e altri 3, là sono 22 metri quadrati, ci va un ancoraggio. Quando ci mettiamo il telo, il calcolo ci impone di aumentare il numero di ancoraggi, ecco qui li mettiamo ad ogni montante. Ogni 1,80 m ci va un ancoraggio. Allora già questo, no? Allora abbiamo sistemato dal punto di vista geometrico il ponteggio, lo abbiamo ancorato bene, perché dopo il calcolo non ci dirà molto di più, no? Anche se ce lo fa un ingegnere. Quanti ingegneri ci sono qui? Ma potete anche manifestarvi se volete, eh? No, bene, meglio. No, sono due. Tanto quando vado dagli ingegneri faccio la stessa scena con i termini invertiti. E la robustezza di questo montante esterno che regge il tutto. Quindi no, ce la facciamo anche senza troppo impegno intellettuale. Ma vi stavo dicendo, guardiamo cosa succede senza guardare i numerini. Qui vediamo quella massa sferoconica di 100 kg, dove è andata? Che impatta su quei correnti. E cosa notiamo? Che effettivamente si deformano, presumo di 10 centimetri, e trattengono il carico. Quindi non è caduto nessuno e forse non si è fatto troppo male, però a guardare il sacco penso no, che un ematoma nel punto di impatto ce lo possiamo trovare, però insomma c'è di peggio. Poi se sul casco, se abbiamo il casco allacciato e da qualche parte il microchip, però quando lo stesso carico impatta sulla tavola fermapiedi, la tavola fermapiedi se ne va. Quindi l'elemento di debolezza è la tavola fermapiedi, quella metallica, ma anche quella in legname. Quindi nei nostri ponteggi ci metterei là vicino un bel tubo giuntato per evitare questo problema, che non si deformerà. La rete di sicurezza. Proviamo a cacciare, a lasciare rotolare il cilindro, lo vedete qui il cilindro, impatta sul montante, il montante si piega, ma sembra resistere. Va a finire sui correnti, questi sono ogni 10 centimetri, come poi ha voluto la norma. Si deformano adeguatamente, il carico viene trattenuto. Lo facciamo cadere sulla tavola fermapiedi e questa vola via. È chiaro, no? Che ci vola via anche qui a Venezia. E qui hanno messo la rete e la rete sembra tenere. Volevo fare una riflessione su una cosa, su un fatto che mi è stato raccontato circa un mese fa, parlando di ponteggi e di ponteggi qui a Venezia.
c'è stato un lavoratore che sopra il ponteggio gli è venuto un infarto. Ora, nel cantiere di terraferma, in fase di costruzione, sto male e qualcuno riesce a venirmi a prendere, magari con la gru, sulla quale ci attacchiamo una barella, ma da un ponteggio tradizionale di restauro veneziano, no? Dove spesso non c'è anche la gru, perché i lavori si limitano alla facciata, usiamo magari un argano per tirar su i coppi da sostituire, eccetera. Come la portiamo via questa persona? Ed è una questione, no, che nel caso che vi stavo descrivendo, adesso non saprei raccontarvi come, ma ce l'hanno fatta. No, anzi, no, il caso vero è che questo è sceso dal ponteggio e quando è arrivato giù si è sentito male. Se fosse sentito male 5 minuti prima non l'avremmo più portato via. È un problema grosso. Altro è alla quale poi però ci sarà l'architetto Tocchi che lui è bravo perché questi ragionamenti li fa. E quando Antonio e Enrico Vettore mi hanno chiesto di partecipare a questa roba qua, io ormai Venezia la conosco meno, mi concentro di più sulle robe che vedo sui cantieri. Beh, cantieri ormai io vado in giro poco perché devo fare tutte quelle robe che vi ho fatto vedere prima, ma vado a vedere il bosco dello sport, vado a vedere le cose importanti. Però c'è Paolo Tocchi che dopo interverrà, che è uno che riflette, che non fa il piano di sicurezza premendo invio sul programma, si pone i problemi, cerca di trovare le soluzioni, a volte ci sentiamo per confrontarci e poi vi farà vedere la sua esperienza. Perché vi stavo dicendo questa cosa? Sì, no, perché spesso il cantiere veneziano coincide col ponteggio, no? Coincide col ponteggio. Ora si potrebbe intanto aprire un ragionamento sui costi della sicurezza. È un po' demoralizzato sto microfono. Cantiere coincide col ponteggio, ma sul serio noi e quindi la vita dei lavoratori si svolge sul ponteggio, su un ponteggio che percorriamo con scalette quasi verticali, attraversando botole che saranno 60 per 40 centimetri, no? E su e giù per ogni cosa, per i materiali, per andare al bagno, per andare a bere il caffè e mille altre cose. Ho in mente un viaggio che ho fatto qualche anno fa a Berlino, dove forse avevano un 110% anche loro e dove vedevo frequenti cantieri di manutenzione. Tutti questi ponteggi o avevano la scala, quella che riesci a percorrere stando in piedi normalmente, o avevano l'ascensore da cantiere. Chi è? Cioè, perché l'impresa deve farmi anche sta roba qua? Perché? Perché l'impresa me la fa? Perché se gli dico a cose fatte, a contratto fatto, mettimi anche l'ascensore o mettimi la scala, quella bella, e l'impresa mi dice ma perché te la devo mettere? Ora un'azione banale che dovrebbe fare il coordinatore rendiamo vivibile, fruibile, anche sotto il profilo della gestione delle emergenze, sto ponteggio. E se ci mettiamo una scala proprio con questo fine, che ha a che fare con la salute e la sicurezza sul lavoro, è un costo della sicurezza. Te la pago e tu me la fai. In realtà qui a Venezia mi capita di incontrare soluzioni di questo tipo, ma non con la frequenza che sarebbe auspicabile. Tanto per fare un ragionamento di dove mi deve condurre la pianificazione della sicurezza. Come siamo messi con i tempi? Io direi che
Sarebbe da dare la parola a Paolo. Ma finiamo a che ora noi, scusa? Alle 19. Solo Paolo, una considerazione sui cosi, una considerazione su sta roba alla quale faceva riferimento Antonio prima, dei lavori su Fune. Fatemela solo trovare, prevenzione attiva. Fatemi uscire in questo modo e andare a cercare la cosa. Ci siamo quasi, scusatemi. Lavoro in sospensione su Fune. Ottimo. Allora, cosa dice la norma? Posso usare un sistema di accesso e posizionamento mediante funi quando il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza, quando l'impiego di un'altra attrezzatura, per esempio il ponteggio, considerata più sicura, non è giustificato dalla brevità dell'impiego del sistema di accesso su funi e dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati. Ora, per fare l'intonaco di un edificio, direi che manca questo requisito della brevità. E sulle caratteristiche dei siti, forse, allora è chiaro che la brevità coincide con lavori di piccola, modesta manutenzione, riparazione, eccetera, non con un lavoro importante come può essere il restauro di una facciata, no? Per dire. E quindi sono queste le condizioni, le considerazioni che dobbiamo fare in sede di valutazione del rischio. Come giustamente diceva Antonio Girello prima, quando c'è un coordinatore, la valutazione del rischio, la scelta si fa in questo modo o si fa in un altro modo, spetta al coordinatore. Quando invece non c'è un coordinatore, quando è che non c'è il coordinatore? Quando c'è un'unica impresa, purtroppo la scelta la fa quell'unico datore di lavoro di quell'impresa. Sarà difficile tirare in ballo il committente, ma qua si tratta di sensibilizzare la gente in questo senso. Sì, ho capito io, ma vediamo se c'è qualcosa. C'è un problema di salvataggio. Volevo solo farvi vedere due foto, due situazioni che secondo me sono indicative. Non è Venezia chiaramente, ma è Mestre. Questo edificio, le pareti di questo edificio andavano pulite. Ora proviamo a fare un'analisi, una valutazione del rischio. E per pulire, è vetro e marmo, per pulire queste pareti ci metto un giorno per facciata, immaginiamo che sia un cubo con 4 facciate. E sono appeso ad una fune, quindi appeso alla fune non riesco a cadere, ho anche una fune di sicurezza. E ci metto, sono 2 persone che lavorano per 4 giorni. Sono 8 uomini giorno esposti ad un rischio di caduta contenuto, direi io. Avessimo fatto il ponteggio per fare questa cosa, quanto ci mettiamo a fare un ponteggio su questa facciata? Ci metteremo 2 giorni a farlo, 2 giorni a smontarlo, che fa 4, per 4 che sono le facciate sono 8 giorni, se ho fatto i conti, no, ditemi che, no, sono architetto anch'io, quindi 4 giorni per facciata, per 4 facciate fa 16, per 2 uomini fa 32, quindi 32 uomini giorno esposti ad un rischio di caduta che è peggiore di quello dell'opzione lavoro su fune, perché se cadi al ponteggio cadi veramente e hai un impatto, ti devo venire a prendere e via dicendo. Allora, quindi in questo caso mi va benissimo fare il lavoro in questo modo,
mi va benissimo fare il lavoro in questo modo, ma avessi dovuto rifare l'intonaco di questo, movimentando, qui io muovo una spazzola e un secchio pieno d'acqua. Bisogna analizzare quindi il lavoro che stiamo facendo, l'esposizione al rischio, e allora sì, si può dire favorevolissimo. Il lavoro sul canale a Venezia, forse mi conviene farlo il lavoretto sul canale a Venezia, dove non ho una base d'appoggio, forse mi conviene farlo in questo modo. Il lavoro dalla fondamenta, dalla calle, eccetera, no, ma la dimensione del lavoro, eccetera, eccetera. Ci vuole il ragionamento. Invitate, però voi, se non siete coordinatori, siete forse comunque i professionisti ai quali un committente sta facendo riferimento, dobbiamo farli ragionare. Io non voglio rubare altro tempo a Paolo, che invito a sedersi qui, ma prima devo... Allora, mentre Cipriano prepara le diapositive per Paolo, e ringraziamo Cipriano, volevo fare... Grazie. Due piccole riflessioni mentre prepara le diapositive. Allora, la prima riguardava, abbiamo parlato del lavoro in quota, e quindi noi come coordinatori non dobbiamo comunque solamente cristallizzarci nell'analizzare il rischio di caduta dell'operatore, ma ricordatevi anche della caduta dei gravi. Noi dobbiamo anche premurarci di non creare pericoli all'esterno del cantiere, in centro storico, con la caduta di gravi dalle aree di lavoro che sono le impalcature. Altra cosa, ricordiamoci quindi da questa sera che il calcolo delle impalcature dell'ingegnere non deve prevedere solamente il sottoponte o eventuali sbalzi, o la presenza di mantovane, o la presenza di teli pubblicitari, ma anche deve essere fatto il calcolo del parapetto dell'ultimo piano se vengono rifatte le coperture. Quindi, e questi calcoli e il costo dell'ingegnere devono essere inseriti nei costi della sicurezza, perché sono specifici per quel cantiere. Ultima cosa che voglio dire prima di lasciare la parola a Paolo, che ringrazio per il suo intervento: per quanto riguarda poi il lavoro in sulfune, c'è anche il rischio di lavoro, il rischio da sospensione, cioè questi soggetti lavorano imbracati per 3-4 ore alla mattina e 3-4 ore al pomeriggio. Guardate che c'è veramente un problema di salute legato proprio alla patologia causata dall'imbragatura. Un conto è fare un lavoro puntuale sulla facciata, un conto è lavorare 8 ore, 6 ore continuativamente per 5 giorni alla settimana su una facciata imbragati. Come coordinatori dobbiamo pensare anche a questo. Non trascuriamo questo nella valutazione dei rischi. Lascio la parola a Paolo, che è un collega, progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Quindi quello che lui ci mostrerà questa sera dei suoi cantieri è un progetto della sicurezza che nasce, essendo lui la persona che incarna tutti i soggetti, proprio durante la fase della progettazione del restauro. Sì, aggiungo, scusami Paolo, aggiungo io una questione, perché Paolo rappresenta effettivamente la figura dell'architetto, no, architetto inteso come capo dei costruttori, nel senso che si è preoccupato dei suoi costruttori e della costruzione nella sua complessità. E oggi lo vedremo un aspetto specifico, quel microfono è imbarazzante, e vedremo un aspetto specifico di un'attività professionale, quella che ha a che fare con la sicurezza, che si inserisce nella vera, autentica, direi, professione dell'architetto. No, speriamo bene. Allora, buonasera a tutti. Io questa sera vi farò vedere 3 esempi, spero di essere il più breve possibile. Allora, cominciamo con il primo. Come vedete, l'isola di Torcello. Mi cambia il microfono. Bene, è acceso? Beh, no. Allora, vi indico, no, non vi indico niente. Andiamo avanti. Come si va? Tac. Sembra che non sia così. Prova adesso. Tac. Scusa, no, fermo. Qua. Sì, è bravo come architetto, un po' boomer, ma... Eccolo qua. Allora, che problema mi sono trovato ad affrontare? Dopo aver fatto il piano di sicurezza, dovevo operare nell'intradosso di una volta mosaicata, mi sono posto il problema di sapere cosa ci fosse nell'estradosso, perché avevo dei problemi di lesione della volta, e ho dovuto aprire il tetto e entrare nel sottotetto. Allora,
Vi faccio vedere come si fa qua. Ecco qua, vedete questa zona che da rilievo era proprio un muro bello ciccione, grande, e uno si poneva dei problemi perché ci fosse questa cosa. In effetti qui all'interno c'era quello che possiamo dire un locale confinato, era un vecchio intervento che avevano fatto un muro ridossato alla struttura della chiesa per mantenere il muro originale. Allora, la parte del sottotetto è questa, questo è il locale confinato e io avevo questa volta da restaurare. Montati i ponteggi, sono mandati sul tetto, ho dovuto fare un sottopasso perché comunque a fianco della chiesa c'è un passaggio pedonale per andare al campanile, andiamo via veloci, per darvi l'idea, classica protezione del tetto perché non mi piova dentro, appena entrati il sottotetto si presenta in queste condizioni e c'era proprio questo bel buco aperto, questo locale confinato dove abbiamo calato una luce per renderci conto che cosa ci fosse. Qui abbiamo dovuto intervenire per la presenza di intonaci storici, fessurazioni, e per cui cambiamo il piano di sicurezza e coordinamento perché non sapevamo che ci fosse questo locale. La situazione un po' in generale vi faccio vedere questa. In specifico questi indicano degli affreschi che poi hanno datato all'VIII secolo, ve li faccio anche vedere perché vale la pena, sono dei bellissimi affreschi con dei bellissimi colori. Per poter operare nel locale confinato abbiamo dovuto tutte le maestranze, cioè operai edili OG2, impiantisti OG11, restauratori OS2A e personale archeologico OS18, non tocco niente. Abbiamo fatto tutto il corso per i locali confinati. In più, prima vi faccio vedere. Nel frattempo vi dico che mi sono posto anche il problema, essendo dottor Cecca, che qualora fosse successo qualcosa, ora il tempo che fosse arrivata l'ambulanza sarebbe stato un po' troppo lungo. E allora ci siamo fatti tutto il corso per intervenire in caso che qualche collega l'operatore avesse ferito, non potesse uscire, ma ho fatto tutto il corso con le bombole, quelle che vedete che hanno di solito i vigili del fuoco, per poter prestare soccorso e estrarre l'operatore. Non sono molto bravo a fare queste robe qua, per fortuna se lui... Non devi far scorrere il dito? La lunghezza mi è allora, cos'è un locale confinato? La definizione, questa è una legge molto bella, molto corta, cioè che cosa ci dice? Che è uno spazio circoscritto dove abbiamo difficoltà di ingresso e abbiamo una scarsa ventilazione. Per cui l'incidente che di solito si verifica sono tutti incidenti purtroppo mortali. E vi porto qualche esempio. Ne avete sentito parlare anche recentemente, è successo in Sicilia per degli operatori sulle fognature. Cosa succede? Il primo operaio si sente male, i colleghi cercano di prestare soccorso perché lo sentono gridare oppure non risponde più ai richiami e a cascata, finché c'è tutta la squadra, si vanno ad ammazzare tutti quanti. La strage degli operai allora è una cosa un po' particolare. Come sempre è stata fatta una valutazione dei rischi. La valutazione prima dei pericoli e poi dei rischi, non stiamo a parlare, diciamo, che cos'è il pericolo, guardiamo i principali rischi che abbiamo trovato, sono quelli di la possibilità di sostanze asfissianti, cioè già il ristagno dell'acqua all'interno di un locale, oppure la presenza di materiale organico che poi abbiamo riscontrato un po' generale dei gas che possono asfissiare, presenza di sostanze tossiche anche al contatto della pelle, e soprattutto potremmo aver avuto il problema di avere di rischio o di esplosione, non voglio parlare proprio di atmosfere ATEX, ma però potrebbe esserci stato il problema di sacche di metano dovuto proprio alla questione di deperimento di materiale organico. L'attrezzatura del cantiere, noi abbiamo fatto subito delle prove, fatto questo corso, vedete che ho fatto disporre dei pannelli USB sul fianco del ponteggio, perché provando a calare un operatore presunto ferito con il DP di terza categoria, l'imbragatura, non c'è niente da fare, si prende nel ponteggio, anche col ponteggio con il telo si rimane agganciato, non si riesce a farlo scendere. Allora abbiamo predisposto questa sorta di scivolo per poterlo fare scorrere. Tripode, un argone elettrico che mi è servito sia per alzare il materiale dal locale confinato sia
per una procedura di emergenza che abbiamo messo a punto, e il kit di soccorso, che è quello che mi è servito per calare durante le esercitazioni l'operatore ferito e potrebbe servire per calare un operatore dai ponteggi. Naturalmente rilevatore del gas, perché quando abbiamo in atmosfera che si cala di sotto del 20% la presenza degli ossigeni si va in svenimento e poi mano a mano si muore. Un'adeguata ventilazione, una canna dell'acqua per una procedura molto semplice per bagnare le polveri, per non avere polveri in sospensione, e la mascherina per le polveri. Abbiamo aperto nella muratura delle vecchie buche pontaie, che erano i fori dove passavano i vecchi ponteggi in legno, per poter ventilare il locale, e abbiamo cominciato a finire di allestire il cantiere. Tutti i materiali che ci potevano servire, kit lavaocchi, estintore, pronto soccorso, procedure che tutte le mattine venivano verificate da parte del preposto, del capocantiere, doveva controllare la presenza della cassetta, del kit lavaocchi, se l'autorespiratore a ciclo aperto avesse ancora ossigeno, funzionasse bene. Questo intervento l'abbiamo fatto nel periodo del Covid, per cui è stato un grosso problema poter reperire una bombola per l'autorespiratore. L'avvisatore acustico molto semplice, la trombetta, perché chi era dentro, se avesse avuto dei problemi, poteva avvisare, l'estintore, e comunque anche il walkie-talkie. L'operatore si cala, vedete che abbiamo ancora le mascherine per il Covid, per qua filmati non ne abbiamo, mi sembra, o sì? No. Ho fatto un casino. No. Ecco, andiamo qua. Ecco. Imbragatura DP terza categoria, cordino di ritenuta. Chi è entrato per primo ha utilizzato la tuta monouso in Tyvek perché non sapevamo le condizioni quali fossero, poi chi è entrato dopo non la metteva, e soprattutto abbiamo utilizzato anche i cordini portautensili, soprattutto per chi stava in quota. Eccolo qua. Un disegno molto schematico del piano di sicurezza, dove vedete ho indicato un'area a disposizione del tripode per l'operatore che veniva calato, e questa era l'area a disposizione per sollevare i materiali interessati dall'argone elettrico. Vi rendete conto com'è la situazione? Qui era pieno di macerie e di materiali, e una prima indicazione dove doveva essere messo il kit di emergenza per i lavori in quota, e qui c'era la disposizione che vi ho fatto vedere prima. Operatore dentro, vedete la fessurazione che c'era, abbiamo dovuto fare iniezioni, vediamo se parte il filmato. Allora, per farvi vedere... No. C'è un filmato? Sì, c'è un filmato qua. Facciamolo in maniera diversa, proviamo a farlo partire così, vediamo. Eccolo qua. Allora, è tanto per farvi vedere la difficoltà ad operare quando si adopera, scusate il giro di parole, il tripode. Ce ne vuole. Il peso morto, tirandola su con la In mano, mente è tutti. molto, ma molto difficoltoso. Sì, no, abbiamo fatto queste prove, perché vedete, questo qua è l'operatore che se ne sta qua. Notate che oltre alla corda del tripode abbiamo preferito mettere anche una fune di ritenuta, e non è nemmeno perché stando in sospensione si riesce a mantenerlo in posizione così, perché quando il corpo è sospeso magari tende a girare. Ora con due funi l'operatore si sentiva più sicuro, una alle spalle e una davanti. È un tempo lunghissimo per estrarre un operatore da una profondità di 4-5 metri. E quando siamo a questo livello, quando siamo fuori? Si prende quell'imbragatura, si fa venire il sedere fuori e lo si trascina. Senza avere il lavoratore che manovra, lo trascino sul tripode, sì. Il servitore lo caliamo. Sì, abbiamo lo spazio. Ecco, vedete sotto il peso dell'operatore come si deforma anche in senso positivo il dipino. Figuratevi di calarlo se lo fai scendere come si aggancia poi sui ponteggi stessi. Lo siedi. E vedete anche come è difficoltoso poi estrarlo, dargli una mano e uno l'uomo per metterlo a sedere e poterlo sganciare. Pensare che questo sta facendo finta di stare male, in realtà nel caso concreto si dovrebbe intervenire su una persona che è assente. No. Per qua è andata? Andata. Perfetto. Allora, schemettina molto semplice per rappresentare la gestione del soccorso delle emergenze di due tipi.
una senza ingresso di un operatore e un'altra con ingresso dell'operatore. Allora, l'uno è il preposto che era sempre presente in quota, sia per movimentare il tripode e sia per le gestioni normali con gli altri operatori. 2 è quello che è dentro il locale confinato e il 3 e il 4 stanno svolgendo i lavori, anche se nelle procedure di emergenza che abbiamo fatto in cantiere con parecchie esercitazioni, il 3 aveva dei compiti ben precisi e anche il 4, nel senso il 4 era l'operatore più anziano, sarebbe andato ad accogliere i soccorsi per poterli indicare, il 3 doveva salire in quota in caso di necessità. Sì, dobbiamo pensare che siamo a Torcello, arriva l'ambulanza Sì. imbarcazione e che attracca da qualche parte e ci deve essere una persona che conduce poi i soccorritori nel cantiere, no? Quindi questo è il ragionamento che ha fatto Paolo, dedicando un lavoratore a questa azione specifica. Ecco, abbiamo deciso un po' quello più anziano che, ecco, vedete qua, semplificato, viene calato col kit di pronto intervento, pronto soccorso, chiamiamolo così, dal ponteggio, e ci sono gli operatori che arrivano. Questo, il salame appeso sono io, se parte il filmato, sì, è partito, ecco, e vedete quanto tempo ci si mette kit di soccorso per i ponteggi a calare un operatore. E vi dico che col pannello dovesse USB succedere qualcosa si abbiamo scivola il molto doppio. bene rispetto al ponteggio, per cui sarebbe una cosa per tenerne conto, non mettendo pannelli USB dappertutto, ma veramente Può essere una valida idea per questo tipo di operazione. c'è proprio questo problema, o il braccio o la gamba lasciata perdere, non c'è niente da fare, si incastra nel ponteggio. Qua sono quasi arrivato. Allora, io i costi per la variante sicurezza, visto che ho fatto un nuovo prezzo dove ho considerato un nolo giornaliero del... Sì, no, sono stati riconosciuti i costi sia per i corsi e sia anche per tutta l'operazione, tutto il noleggio, il tripode, l'utilizzo. Sì. Questa è invece con l'ingresso di un operatore con l'autorespiratore, chiamiamolo così, la procedura è la medesima, il 3 va sopra, si mette l'autorespiratore che era sempre a disposizione, si cala, anche lui col DP di terza categoria può collegarsi con un moschettone all'operaio ferito e si cala. Capite bene che se uno si dovesse far male i tempi del soccorso sono molto lunghi. Ecco. Locale confinato con del materiale e poi locale confinato pulito. Allora, in velocità, San Donato di Murano. San Donato di Murano lavoro in quota con fume in questo senso. Vengo chiamato ad operare sull'abside, anche qui c'è un mosaico e anche questo mosaico alla volta hanno una fessura. Eccolo qua. Vista del cantiere. E ho filmato questo qua? Vediamo un po'. Ecco, ritocchiamo e l'ho spento. Ecco qua. Allora, cosa succede? Anche qui la volta è fessurata, smonto il tetto, c'è coppi tavolato e mi trovo che la struttura principale di copertura è praticamente adagiata sull'estradosso, per cui le travi, il tavolato, i coppi e le spinte del vento andavano a scaricarsi sulla volta, che tra l'altro è fatta tutta con laterizi romani di recupero in sesquipedali, e avevo una bella fessurazione, si era rotto proprio il mosaico. Allora, se proviamo avanti di qua, ecco, questo qua è un altro filmato, ecco, questo qui è un filmato un po' più completo che vi fa vedere che, vedete che qui c'è una sorta di trincea, nel senso, questa parte interna, sì, volevo tornare indietro, farlo ripartire. Sì. Vai. Se lui parte da solo, Perfetto. tu guarda l'altro, sì. Ok, ecco, vedete, questo è il muro che voi vedete nella pianta di Lebata. Questa porzione qua esterna, queste volte, è un muro che è stato appiccicato, passatemi in termine, dopo, per cui avevo un dislivello fra queste due murature e qui ho semplicemente risolto per
poter lavorare. Voi intanto vedete abbiamo già messo delle cannette per iniezioni e quant'altro. Ho risolto facendo una struttura in tubo giunti, un piano, un tavolato e avevo un'altezza che non superasse i 50 cm, di modo che non evitavo il problema di caduta fra le due murature esistenti. Provo ad andare avanti. Lista sintetica dei pericoli, andiamo direttamente ai rischi. Avevo un rischio di caduta all'alto perché dovevo lavorare sull'estradosso, un rischio di cedimenti o crolli perché la volta benissimo non stava, e un rischio di caduta materiali dall'alto e anche un rischio di operatori in fune di sospensione, perché il grosso problema era che se fossi andato ad operare anche legati, come poi vedrete, questo rischio di sospensione, cioè la difficoltà di stare continuamente legati, anche il cosciale che ti dà fastidio a lungo andare in una giornata di lavoro è molto fastidiosa. Sì, il problema ergonomico al quale faceva riferimento anche Antonio prima. Ecco, questa è la soluzione trovata molto semplice per ridurre la profondità, diciamo, di questa trincea, sono ai 50 cm, di modo che ho potuto lavorare operando e smontando la struttura che è stata cambiata. Vista dall'alto, la fessura nel mosaico. E naturalmente a questo punto, grazie anche al manuale di Vigile del Fuoco non stop, ho fatto subito una messa in sicurezza con una centinatura poi calcolata dell'arco trionfale e dopo dell'estradosso della volta, così siamo andati ad operare tranquillamente all'esterno. Qua vedete delle riprese dove la volta è stata fibrata, tanto per farvi vedere, e qui si lavora anche molto bene, vedete con questo piano si riesce a lavorare bene. Poi tutta la struttura nuova l'abbiamo fatta in legno lamellare fatto in opera, in cantiere, e abbiamo messo, forse un filmattino, sì, è partito? No. Allora, questi qua, io devo lavorare. Sono degli angeli, cioè quelli che stanno, che allacciato sono dei bravissimi operatori che ci hanno montato le piastre e hanno fatto istruzione al personale, e li vedete da come si muovono. Due funi per evitare il rischio di oscillazione e riesce a muoversi molto bene. Tu hai un dispositivo come questo? Bellissimo. La realtà poi la vedete con gli operatori normali è stata un po' diversa, perché obiettivamente questi di mestiere, questo è il loro mestiere. Chi poi sono gli istruttori, una sorta di nodo che sono istruttori bravissimi. Poi chi dove lavorare? Però comunque sia... Vedete che già dietro c'è qualche problema, la metto per la testa, la metto dai piedi, c'è la cintura. No, perché poi la realtà è questa, noi guardiamo sempre tanto ogni volta che muovi ci poi la vuole due realtà mani. è con chi abbiamo in cantiere, abbiamo anche delle persone anche molto grosse, per cui la cintura, l'imbragatura dei piedi di terza categoria non si chiudeva perché dove devi lavorare, era un po' troppo corpulenta, ecco, si pare un po' così che succedono. Proviamo se riusciamo ad andare avanti. Ecco, questa è la messa in opera di una trave, le abbiamo fatte tutte in quota sul ponteggio, sono tutte delle lamelle di legno lamellare con 4 ferri d'armatura, e per metterle in opera, vedete questi già abbiamo degli operatori diversi dove uno è allacciato davanti, l'altro è allacciato di schiena per lavorare meglio. E il microchip? E il microchip non c'era, adesso qui c'era un filmato, saltiamo. Questa è la struttura verso la fase di definizione. Ma forse prima c'era. Prima? No, siamo già avanti massa, ecco qua, vediamo un po'. Vabbè, insomma, andiamo via, sono già le 7, andiamo via. Allora, ultima cosa, l'ho chiamata rischio chimico. Allora, ritorniamo a Torcello, è stato rimosso un pavimento a mosaico di 60 metri quadrati. È saltata. Sì, ho toccato qua. Bene, allora, l'ho chiamato rischio chimico per questo motivo. Filmati, per protezione del rischio chimico. Allora io qui dovevo rifare un massetto, una cosa che poi ho preso spunto per queste poche slide che vi faccio vedere anche da una campagna che aveva fatto Lustre qualche anno fa, più salute per la cute l'aveva chiamata, e anche da un libretto edito, da un quaderno edito dell'INAIL dove hanno posto molto l'attenzione su quello che sono le malattie che riguardano la pelle dovute ai lavoratori. Cioè tutti noi in cantiere adoperiamo cemento, calce, polveri e quant'altro, è una forma di pericolo, poi di rischio, di come vogliamo chiamarlo, trascurato nel tempo, perché mi sono poi accorto che molti hanno problemi sull'epidermide perché sono materiali comunque irritanti e in parte anche corrosivi. Qui per l'occasione c'è il filmatino, vi faccio vedere, ho preferito fare una
finendo con la calce calda. Ho usato calce calda, pozzolana e 5 tipi di cociopesto perché dovevo rifare il massetto in maniera particolare. Anche se era estate abbiamo tagliato una tuta in Tyvek per proteggere le braccia. Questa è pozzolana che si sta mescolando la calce Paolo, calda. cioè la persona che mi sta accanto fa l'architetto, no? Lo vedete? Non fa il coordinatore della sicurezza, ma assieme a tutte le altre cose ci mette anche questa cura per chi lavora. E questo è il senso della questione. Ecco. No? Ecco, poi qui vi parlo un attimo della circolare 28, perché mi sono trovato nella difficoltà di impastare questo materiale e abbiamo usato questa bena elicoidale orizzontale e, tanto per parlarne così fra di noi, non tutta questa impastatrice possono andare bene su una macchina operatrice, ci deve essere una dichiarazione, perché già il Ministero del Lavoro con delle circolari aveva evidenziato il rischio della pericolosità. In questo caso, se dovessi aprire questa gabbia di protezione, perché sono successi alcuni decessi di persone che sono state portate dentro da questa elica che gira, se provo ad aprire la griglia si spegne la macchina. Vediamo. Abbiamo impastato l'operatore che era diretto contatto con quello che è il calore, perché questo è il calore da casa. Infatti il barattolo di ferro che avete visto prima Ecco qua ho la stesa con gli artigiani veneziani che sono sempre bravi e preparati, molto più attenti anche di tanti dipendenti alla protezione. Vedete che a maniche lunghe eravamo questo luglio e questo agosto con un caldo infernale. Fate conto che questo massetto in cociopesto e pozzolana era bollente e lui si è protetto coi guanti e con le maniche lunghe. Fa conto che mi appena sotto del tutto. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Tac. Ecco, questo alla fine sta stendendo con le maestre, mi sta stendendo questo massetto caldo. Questo è il massetto finito e basta. Vuoi concludere? No, io torno a ribadire questo aspetto, no? Di come nel progetto e nella costruzione ci deve essere attenzione all'opera della quale ci stiamo prendendo cura nel caso del restauro, e contemporaneamente abbiamo una sensibilità, no, rispetto alla vita, alla salute della persona. Ora Paolo riesce, no, a radunare nelle sue competenze questi diversi fattori, e quando non è così il team di progettazione, no, abbiamo impiantisti, progettisti, strutturisti, architetti eccetera, abbiamo anche il coordinatore. Purtroppo il coordinatore per la sicurezza sta nell'ultimo angolino tra i progettisti. Invece si tratta di un'attività che richiede valorizzazione, la valorizzazione la dà anche il committente. Non stiamo parlando, chiaro, tutelare quel mosaico non ha valore, la vita umana no, ha un valore comunque inestimabile, quindi dobbiamo stare attenti a tutte queste cose. Ringrazio Cipriano e Paolo e vi ricordo di firmare all'uscita e ci vediamo giovedì prossimo con l'avvocato Giovanni Scudier. Parleremo della patente appunti e dei vari aspetti amministrativi legati alla sicurezza. Grazie, buona serata.